Presidente Toscani, o si aumentano i biglietti o si tagliano gli autobus oppure tutte quelle ipotesi? Beh, intanto dobbiamo fare i conti di preciso per sapere quali e quante sono le risorse, perché oggi nessuno lo sa ancora per certo. Non sappiamo che fine faranno i fondi relativi all'accordo Stato-Regioni, che sembra ci siano, ma non si sa a cosa sono destinati precisamente. E di conseguenza cercheremo di capire, io credo che oggi chiederemo ufficialmente un ulteriore incontro al quale peraltro si era reso disponibile l'assessore Chiso per capire appunto l'entità delle risorse a disposizione. In seguito a questo riusciremo, credo, a trovare qualche soluzione. Se c'è la troviamo sicuramente, temo che sia difficile da trovare. È chiaro che per primo si cercherà di razionalizzare i servizi con ovviamente qualche taglio. L'ultima cosa che cercheremo di fare è quella di gravare il peso di tutto ciò sull'utenza e pertanto cercheremo di non toccare le tariffe fino all'ultimo. E un'altra cosa che dobbiamo stare attenti a salvaguardare sono i posti di lavoro. D'altro canto però, se non arrivano fondi dalla Regione e dallo Stato, non è pensabile di comprimere più di tanto i costi, perché il Veneto da questo punto di vista è virtuoso, sia con i costi che con la contribuzione dei biglietti da parte degli utenti. Sì, la curiosità di questa vicenda è proprio questa, che noi che siamo i più bravi, alla fine finiremo per essere i più penalizzati. Non lo so, sinceramente miracoli ovviamente non siamo in grado di farne, però forse un piccolo margine di limite di taglio c'è ancora, ma ragioniamo su cifre irrisorie, l'1-2%, perché come diceva lei giustamente, più di tanto non possiamo, visto che abbiamo già fatto tutto quanto era nel nostro potere. Cercheremo di capire se magari ci sono risorse ancora disponibili, magari più avanti in fase di assestamento del bilancio regionale, e cercheremo di capire come comportarci. Certo che è la situazione peggiore perché, come lei sa, cambiare cavallo in corsa non è semplice, siamo a bilanci già approvati, con l'anno già avviato, con campagne di abbonamenti già fatte, insomma è una situazione veramente molto difficile.